Da domani e per i prossimi 5 fine settimana la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. Ne dà comunicazione il direttore centrale del servizio Polizia Stradale, dottore Mastro Pasqua. Gli agenti presiederanno diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l'obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. L'Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento nel 2050. In questa direzione sono orientati gli sforzi operativi della Polizia Stradale, che guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Relativamente a quest'ultime, un focus, comunica la Stradale, ha evidenziato che un'altra causa di incidentalità è la distrazione. Anche su questo fronte l'impegno della polizia è alto e costante. Non a caso, proprio ai giovani sarà dedicata la giornata conclusiva in ciascuna provincia italiana di questa campagna preventiva.